Amici di Bella Sicilia, adesso con questo materiale, con questa viria di olivastro, realizzeremo un cestino. Io sono Giuseppe e ho 16 anni. Partiamo, avanti. Iniziamo dalle canne, al solito. Queste sono state raccolte l'anno scorso, questa è una canna secca. La puliamo. Dove si raccolgono le canne? La canna seccagna, cioè quella che cresce dove non c'è acqua, è più idonea per la realizzazione del cestino. Si raccoglie dove si vede, dove si trova. Nelle campagne ci sono, perché una volta i cestini venivano realizzati, le canne servivano a molte cose, facevano le cannizzette, i banara, per i pomodori, per impalare i pomodori. In che periodo dell'anno si raccolgono le canne? E si raccolgono nella luna mancante del mese di gennaio. E incominciamo a spaccare. Si incide un taglio. Così. Questa è la canna spaccata. Ovviamente ci vuole molta maestria, molta manualità. A sua volta viene divisa, la dividiamo a metà. Io la spacco dalla parte quella più vicina alla terra, in siciliano viene detto culazzo. Quindi la canna deve essere ben secca. Sì. Cominciamo a levare il nodo. E ora cerchiamo di ricavare un filo. Quindi la tagliamo ulteriormente. Sì. Ricaviamo un filo sottile, in modo che la raffiniamo poi di meno. Da questa lista di canna otterremo tre fili. Ovviamente ci vuole molta pratica. Tu da chi hai imparato? Ma spaccare la canna così da mio zio. Mentre questa passione chi te l'ha trasmessa? E mio nonno e mio zio, tutte e due. Questa si rifina dove lo necessita. E questa è già pronta. È molto fina, deve essere più fina rispetto a quando a una canna per realizzare un panaro. La facciamo un po' più fina perché le bacchette che utilizzeremo sono più fine e per evitare che si allarga mentre si lavora. Ed ora cosa faremo? Adesso cominciamo a fare il fondo. 8 legnetti. Cominciamo, ne prendiamo uno a uno, tutti pari della stessa misura. Li incominciamo a incidere così. Li incidiamo. Di questo che legno è? Questo è olivastro, ulivo selvatico. E poi inseriamo i legnetti. Ovviamente questi devono essere messi no a casaccio,
ovviamente qua c'è la cima, qua andrà la parte posteriore, quella più grossa. Ora qua metteremo la cima e quindi ogni volta cambiamo la predisposizione. Quindi anche questi bisogna raccogliere in un particolare momento dell'anno Sì, a settembre preferibilmente. e poi si lasciano seccare. Poi si può usare pure fresca, si fa stagionare un poco e poi o se no si usa secca, si mette a mollo e si fanno i cestini. Qua per esempio c'è la cima, giriamo la cima, stavolta la mettiamo di sotto, in modo che il cestino venga più paro possibile. Stiamo realizzando un cestino. Realizziamo il fondo. Quindi servono pochi attrezzi, Un semplicemente coltello, una forbice. Poi mi sono realizzato questo per evitare che magari la bacchetta scappi dalle mani. Ecco, a questo punto li predisponiamo in modo equo. Diamo una misurata. In modo da venire più preciso possibile. da qui poi dipende la dimensione del cesto. Certo, io questi li ho fatti 20 cm, ma si possono fare pure di meno, si possono fare più lunghi. Ok. Adesso iniziamo. Prendiamo le cime e le incastriamo qui dentro. Uno va sotto e uno va sopra. Incominciamo a cucire. Questo che materiale è? Questo è olivastro, ulivo selvatico. Ok, a questo punto prendiamo, spacchiamo la prima bacchetta e questo lo inseriamo qua dentro. Poi a sua volta inseriamo un terzo filo, io lo inserisco qua e incominciamo a cucire. Deve venire molto stretto, molto fitto. E il terzo, l'ultimo, deve passare sempre avanti. Andiamo a spaccare la bacchetta e stringiamo il più possibile. Dobbiamo andare sempre ad allargare perché questi devono essere messi quasi alla stessa distanza, in modo da, perché se questi non li allarghiamo poi non lo possiamo alzare e le canne non le possiamo girare. Tu hai imparato guardando, osservando? Sì. Ma quanto tempo ci è voluto per imparare? È un bel po'. Ho fatto qualche cestino e dopo ho incominciato a farli bene. La mano si perfeziona più avanti. La tecnica più o meno è sempre la stessa, quindi Sì, anche... sì, sempre la stessa.
questi poi si tagliano con una forbice. L'ultimo deve sempre passare avanti. Questi si vanno sempre ad allargare. Già è più largo, vedete? Poi appena un filo incomincia a finire, se ne prende un altro e si innesta qua. In modo che entra e stia ben fermo. La parte più difficile è questa, la base? No, io sinceramente cioè a me all'inizio era difficile, però poi all'inizio è difficile, però poi diventa tutto più semplice acquisendo la manualità. Aggiungiamo ancora altri fili. Certo, perché questo è terminato. Bisogna legare bene. Sì. Da qui dipende Io la buona... io l'innesto dalla cima, così viene più fino di dentro. Poi per fare i fondi interi, i fondi su taipeti noi li chiamiamo, quelli fatti a terra, là li inseriamo da questa parte. In modo che il cestino sia molto più forte. E perché una volta veniva utilizzato per, si facevano questi fondi grandi per fare i cufina, i famosi cesti per raccogliere le olive. Quindi erano cesti che dovevano sopportare anche un peso. Sì, certo. Si facevano di castagna, di olivastro, di nocciolo. Questi materiali venivano utilizzati maggiormente. Oggi tu continui a portare avanti quest'arte, Sì, sì, ci proviamo. realizzi diversi tipi di cesti, ma è più difficile realizzare un cesto piccolo o un cesto grande? Un cesto piccolo. È difficile fare i cesti più piccoli. Questi grandi si lavora più facilmente perché sono distanziati, le bacchette sono larghe, distanziate. Quelle più piccole uno deve farle con le puntate delle dita, delle dita, se non con le unghie quasi. E niente, si continua a innestare quando finisce. E il nostro fondo è quasi pronto? Tempo che arriva circa qua. Poi si innestano le bacchette e si alza. Allora, noi abbiamo quasi finito il fondo, sto facendo l'ultimo giro, è quasi pronto. Io ho iniziato qua e qua deve terminare. Adesso cominciamo a innestare le bacchette. Per innestarle con un coltello dobbiamo fare la punta. La punta si fa così. Dobbiamo fare una punta. In modo che la bacchetta entra. Se no. E le innestiamo. Devono essere quasi tutte pare. Più pare sono, nel senso della stessa grossezza, più o meno, e meglio è. Quante se ne mettono? Per questo fondo fatto con
Legnetti ne metto io 32. Fortunatamente, a ogni Filippo sarà che avrà l'acqua e lo comunque. Comunque, che niente è dolore. Ci siamo quasi, no? Sì. A questo punto alziamo le bacchette. Se erano più grosse magari facevamo un buco col coltello, ma in questo caso sono fine fine, quindi le alziamo. Adesso leghiamo le bacchette? Sì, le leghiamo in modo che stanno ferme, perché dobbiamo fare un giro di sotto, un giro di riga. Faccio un nodo in più per tenerli più fermi, ma uno basta. Lo sistemiamo un po' e incominciamo. Mettiamo qua questi due fili, teniamo, giriamo così e passiamo qua dentro e li usciamo di nuovo, in modo che stanno belli fermi. E giriamo. Quindi dobbiamo continuare Sì. così per tutto, Sì, per tutta la base. qua è finito per esempio e ne inseriamo un altro.
così, sempre dentro e fuori. Questi li possiamo pure tagliare, però io glieli lascio, il cestino viene più forte. Così si gira, stesso procedimento. Poi man mano che va a diminuire di spessore, casomai aggiungiamo altre bacchette. Abbiamo quasi ultimato il giro. Ora terminiamo così. Quindi questa è la chiusura. Sì, questa è la chiusura. Cominciamo a girare la viria così. Perfetto. A questo punto tagliamo qua. Cominciamo a girare le canne. Si inserisce qua la prima. Deve toccare, questa parte deve toccare questa bacchetta. Sciogliamo. Dobbiamo andare a allargare. Il cestino deve venire largo, largo il giusto. Non ci facciamo prendere magari la mano. Ed è importante stringere. E si lavora come il fondo. L'ultimo deve passare sempre avanti. Le bacchette si devono correggere tutte, devono essere belle dritte, non storte, dritte. Le sistemiamo. Se è troppo stretto lo andiamo a allargare, se è troppo largo lo andiamo a chiudere. Diamo ogni tanto una tirata alla canna in modo che non risulta più larga da un lato. Tutti accorgimenti che permetteranno Sì. poi di avere un cesto perfetto. Un cesto perfetto. Abbiamo già compiuto il primo giro. Ogni tanto lo alziamo, diamo una guardata per vedere se è più o meno largo o no e andiamo sempre a sistemare. Quindi le canne si intrecciano tra di loro. Sì. Ovviamente ci deve essere una proporzione in base alle bacchette. Le bacchette magari per questi cestini devono essere più fine, a secondo la misura ovviamente. E le canne stessa cosa, perché se sono più sono grosse il cesto tende ad allargare, la canna tende ad allargare da un lato.
e non si riesce a intrecciare bene. Quindi si lavora sempre con 3 canne? Sì. Sempre con 3 canne. Le bacchette tutte belle dritte. Poi una volta terminata la canna se ne aggiunge una nuova e si continua a intrecciare normalmente. Abbiamo terminato il cesto, ora dobbiamo fare solo l'ultima parte di chiusura e qua incominciamo a pulire con una forbice. Vediamo tutte queste parti che non servono più. In modo da risultare tutto bello pulito. Adesso incominciamo a mettiamo un filo al centro qua, cominciamo a fare la punta alle bacchette, così. Ne occorrono 16 per questo fondo. Quindi tu fai i cesti esattamente come li realizza tuo nonno? Sì, La tecnica è sempre la stessa del passato? certo. Questa è la mia tecnica, la tecnica che ho appreso. Magari altri realizzeranno questo cestino in un modo differente. Il mondo è bello perché è vario. Adesso incominciamo a inserire le virie. Le mettiamo qua al centro. Dobbiamo vedere perché la bacchetta deve entrare giusta. Non deve andare, a volte può capitare che esce dalla canna e va dentro al cestino. Dobbiamo farla entrare giusta e fino in fondo, in modo che tenga di più. Ci vuole tanta pazienza per realizzare questi cesti. Sì, sì, ne occorre molto. Ma si rischia anche di sbagliare qualche volta? Sì, sì, qualche volta si può rischiare. E si deve smontare poi il cesto, cosa bisogna fare? Se, dipende uno a che punto è arrivato. Giuseppe, quindi ora che punto siamo? E siamo quasi alla fine. Il tempo di bloccare la canna, facciamo un semplice giro con 2 fili. La bacchetta deve toccare queste 2 bacchette in modo che sia bloccata e quindi giri meglio.
inseriamo pure questo e andiamo avanti. Andiamo a stringere. Con la viria stringe di più, per questo la sto usando. Più lunga è meglio è, così riesci a compiere un giro. Questo lo facciamo, va dietro, facciamo sì che prenda un po' la forma e dopo uno a uno, evitando che la viria si spezzi piano piano o si piega poi a seconda del materiale, piano piano la inseriamo qui dentro. Quindi questa è la parte finale. Con l'aiuto di sì, no, la parte finale no, ancora poi dobbiamo fare la treccia di sotto. Con l'aiuto di un cannolo facciamo entrare la viria qui dentro, sotto il giro che abbiamo fatto prima. Siamo quasi alla fine, questo è l'ultimo, è uno degli ultimi passaggi. Perfetto. Quindi adesso cosa dobbiamo fare? Adesso li mettiamo tutti bene, in ordine, pari, e dopo lo ultimiamo e facciamo il giro di sotto del treccia. Abbiamo sistemato tutti gli archetti e ora incominciamo a fare la parte finale. Possiamo fare due tipi di chiusure. Io ve ne propongo una dove le bacchette vengono attorcigliate, la classica possiamo dire. Si fa così, si intreccia, si stringe, questo poi viene preso e questo va dietro, molto semplice. Si attorciglia, questo si incomincia a prendere, questo e si continua. Quindi stiamo per terminare Sì. il nostro cesto. Stiamo quasi per terminare. Cosa si prova quando si finisce? Uno è soddisfatto di aver realizzato questo bel cestino. Ora terminiamo con un ago, con un pezzo di canna
si realizza facilmente, una canna tagliata in modo obliquo con un coltello. Viene inserito qua e questo si tira, poi qua si inserisce e si attorciglia qua e si mettono questi. Si continua sempre inserendo l'ago nelle bacchette, in queste fessure, attorcigliando ovviamente in modo che sembra più pulito. Ecco, abbiamo ultimato, adesso rimane solo che pulirli. Si pulisce così con la forbice, si levano tutte queste parti che non servono, questi si cominciano a tagliare, io non li taglio tanto radenti, giusti li taglio. E allora giriamolo, alziamoci all'impiedi, teniamolo in mano. Questo è il prodotto finito, un bel cestino per la frutta o per il pane. E noi non possiamo fare altro che farti tantissimi complimenti per la tua grande passione, per la tua giovanissima età. Soli quanti anni? Io ho 16 anni. Avete visto, amici di Bella Sicilia, cosa è stato in grado di fare? Davvero complimenti di cuore. Qual è il tuo sogno nel cassetto per il futuro? Andiamo a intraprendere la strada che sto compiendo, soddisfare i miei obiettivi. In bocca al lupo davvero di cuore. Grazie. Grazie Giuseppe. Una buona continuazione, continuate a seguire Bella Sicilia e a guardare i loro video. Grazie, ciao e a presto. Ciao. E incontriamo oggi nuovamente Giuseppe, giovanissimo cestaio. Ti abbiamo incontrato lo scorso anno, ci hai realizzato alcune delle tue creazioni tutto a mano. Qui vediamo i tuoi lavori. Tu sei giovanissimo, hai appena 16 anni, ma hai iniziato già qualche anno fa a fare questo tipo di lavoro. Ho iniziato quando avevo 12 anni, poi mi sono man mano perfezionato, raffinato e ora realizzo tutti questi cestini. Vediamo diverse tipologie di cestini, diverse dimensioni. Questo per esempio è in salice bianco, in salice viene scortecciato, si leva la buccia dei fuori e nel mese di giugno e luglio si ottengono dei manufatti più fini. Poi vabbè, ci sono le ceste più grandi, queste una volta le utilizzavano pure per mettere il bucato, le lenzuola, cestini per prendere la frutta, per raccogliere la frutta, e poi cestini poi per avere un decoro in casa, per fare scena. Va. Qui abbiamo il classico panaro che serviva per andare nei campi, raccogliere anche le olive, raccogliere la frutta. Sì, sì, esattamente. I panari poi per raccogliere i funghi. Il panaro veniva usato per qualsiasi cosa, all'epoca non c'era la plastica.
Com'è nata questa passione in te? Vedevo, un giorno ho visto mio nonno che ha realizzato un panaro e da lì mi sono appassionato. E E li, non ti sei più fermato. sì, li continuo a fare, a realizzare. Nel frattempo continui anche a studiare. Sì, sì, certamente, la scuola non l'abbandono, però quando è possibile, quando ho materiale e tempo, realizzo queste opere, chiamiamole così, questi manufatti. La parte più impegnativa è quella nel cercare il materiale, la materia prima. Sì, sì, esattamente. Si deve andare a cercare, poi si deve pulire, si levano i nodi o si spella e dopo si incomincia a lavorare, a fare il cestino. Ci sono dei momenti particolari per andare a raccogliere il materiale? Ovviamente ci sono materiali differenti e si devono raccogliere in determinati periodi. Per esempio il salice bianco, questo qua sbucciato, come dicevo prima, si raccoglie a giugno, l'olivastro, l'aghiaccio, l'olivo selvatico si raccoglie preferibilmente nel mese di settembre, l'olmo si raccoglie in estate, da luglio fino a febbraio pure. E il salice con la buccia si raccoglie a gennaio. Ovviamente guardando la luna per evitare che si tarla, che si camulia, noi diciamo che si camulia, fa la camula questo materiale. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Sei giovanissimo, quindi immagino che hai tanti sogni. Al momento io mi dedico alla scuola e poi si penserà. No, l'importante è non dimenticare queste tradizioni, quest'arte, perché rischia di scomparire. Molti cestai hanno un'età avanzata, invece tu sei giovanissimo, quindi sicuramente potrai dare una garanzia per portare avanti quest'arte. Esattamente, sì. Io noto su Bella Sicilia che i cestai sono anziani, sono delle persone anzi che ancora hanno quell'intelletto, quella manualità e riescono a realizzare dei bei prodotti. E io cerco di continuare la tradizione.